Buonasera, sono Serena Cubico, candidato alle prossime elezioni regionali con la lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Luca Zaia, presidente. Il nostro territorio, la provincia di Verona e la regione Veneto stanno dimostrando di avere delle grandi forze imprenditoriali e di vari sostegni che possono mettere a disposizione. Quello che si sta notando come importante, come necessità molto più recente, è proprio il bisogno che possono avere le nostre imprese, i nostri giovani, di trovare un sostegno all'interno della vita degli amministratori, della politica e soprattutto della regione, che è un ente molto vicino alla vita quotidiana delle persone, dicevo un sostegno alla loro sviluppo in questo periodo particolarmente difficile. Come può avvenire lo sviluppo all'interno nelle nostre imprese? Io penso per esempio sostenendo le infrastrutture, le importanti infrastrutture di collegamento con i grandi nodi del nord dell'Europa e del sud, e dato che Verona si trova proprio al centro del nord Italia, anche proprio come un asse di tipo orizzontale, quindi infrastrutture stradali, ferroviarie che permettano appunto questi collegamenti e infrastrutture che immagino anche possano essere più di tipo immateriale, quindi l'importanza della formazione e dello sviluppo di competenze che possano permettere agli imprenditori attuali e ai giovani che vogliono diventare imprenditori, quindi sostenere la nostra economia, appunto con una formazione, un sostegno allo sviluppo di abilità specifiche per affrontare questo periodo difficile. Quali possono essere queste abilità? Una buona capacità di reazione, per esempio, alle novità, una capacità di aggiornamento continuo, un'accettazione di queste novità che il mercato propone. Mi sono candidata alle elezioni regionali per una serie di motivi. Diciamo che ho un'esperienza in questo momento come sindaco e quindi vedo quanto sia importante dare una mano alle persone e ai cittadini in senso più lato e alle imprese. Perché nella mia esperienza professionale io sono un professore universitario di organizzazione aziendale e vedo che molto spesso le cose che trasmetto ai miei studenti sono da loro apprezzate, quindi considerano che possano essere trasferite nella vita di tutti i giorni. Quindi ho pensato che in una posizione di consigliere regionale o a supporto dell'attività della Regione Veneto potrei dare queste mie esperienze appunto a livello comunale, anche provinciale, perché ho fatto il consigliere provinciale, e come esperienza appunto di studio per il nostro territorio. Perché votare Serena Cubico? Perché tendenzialmente io faccio una serie di azioni prima di mettermi a compiere le cose che mi interessano. In particolare sono una persona molto attenta e osservatrice, quindi in base ai dati che ho raccolto poi mi confronto attraverso lo studio e l'analisi di altre entità, per esempio la letteratura o l'esempio di altre amministrazioni a livello nazionale e internazionale, e quindi poi lo applico e mi metto in azione appunto nel realizzare le cose su cui mi sono aggiornata e impegnata. Quindi mi verrebbero da dire tre verbi che sono ascoltare, studiare e agire.